Senatore Ruvolo, lei rappresenta la lista Noi Moderati, che ricordiamo è l'insieme di tre personalità del mondo della politica del centrodestra, Toti, Brugnaro e Lupi. Ecco, gli obiettivi del vostro programma politico in sintesi. Ma in sintesi noi intanto siamo i moderati di quest'area di centrodestra che appare molto sbilanciato verso destra. Per quanto riguarda il nostro programma, un primo punto, oltre ovviamente a calmierare le bollette che non se ne può più, noi promuoveremo un referendum, perché in Parlamento non la cambierà mai nessuno, questa legge elettorale. Allora, referendum per avere il proporzionale col voto di preferenza, affinché i cittadini possano scegliere davvero i loro candidati e collegarli nel territorio. Tra le nostre priorità ci sono le infrastrutture, il ponte sullo Stretto, se viene ringrazieremo il Padre Eterno e chi lo vuole promuovere, ma prima sistemiamo le vie della nostra Sicilia, a cominciare di autostrade che mancano. Io per esempio stamattina da Ribera arrivare qua ho impiegato quasi un'ora e questo non è più consentito da parte della politica di soprassedere o comunque di nascondere questi problemi. Queste sono le nostre priorità. È chiaro che in un contesto complessivo vogliamo anche rappresentare, oltre che i moderati, i cattolici che non hanno più una identità politica e noi li vogliamo racchiudere dentro questo contenitore. Noi speriamo di superare, ma sono certo che lo supereremo, il 3% per iniziare un nuovo percorso, un percorso dei moderati che possa dare spinta e valore soprattutto alla politica. Lei ha sempre avuto una particolare passione per l'agricoltura anche nelle sue passate esperienze legislative. Ecco, la Sicilia in questo senso a che punto è e cosa si potrà fare? Ma a che punto è? Siamo all'anno zero. Questi 5 anni del governo Musumeci per questo settore non è stato fatto nulla e in un momento di grandi cambiamenti climatici, lo vediamo tutti i giorni, non piove da 7 mesi, allora cosa dico io? Facciamo gli invasi per poter contenere l'acqua in maniera tale che quando ci sono le annate di siccità c'è la possibilità concreta di poter irrigare i nostri campi e soprattutto dare la possibilità alle nostre popolazioni di utilizzare l'acqua potabile. Come fare? Semplicissimamente, mentre fino a qualche tempo fa per muovere una pietra c'erano gli ambientalisti, c'era tutto il rispetto della natura che sono il primo a rispettarla, ma bisogna costruire gli invasi. Adesso ci sono le norme per poter costruire gli invasi. Il PNRR di cui tutti parliamo, ormai sappiamo di che cosa si tratta, è una grande occasione. Spendiamo soldi per recuperare l'acqua e soprattutto per fare grandi invasi. Cosa fare? Perché questo è il tema. In Italia, vi do un dato solo, ci sono 300 miliardi di metri cubi di acqua che cade regolarmente nell'ultimo triennio, è stata questa. Se ne recupera solo l'11%, in Sicilia il 7%, ma è mai possibile ancora veramente non dare soluzione a questa problematica? E l'altra problematica è quella infrastrutturale di cui abbiamo sempre parlato. Io sulla Gela Castelvetrano, se avrò l'onore di ritornare in Parlamento, sarà la mia battaglia della vita, di una battaglia di civiltà. Non può essere solo esclusivamente abbandonato un territorio che nonostante fior di parlamentari, nonostante di ministri, non siamo stati in grado di poter dare una risposta concreta alle esigenze minimali di un territorio.